Festino a base di alcol finisce in tragedia in Portovecchio. Un ventenne marocchino finisce in mare nel bacino del Molo IV, ricerche del disperso per tutta la giornata. Una rete di spaccio di cocaina è stata smantellata a Monfalcone dalla polizia, 7 arresti, tra cui i gestori domenicani del bar Carrozza, sito nel centro cittadino. Ancora maltempo a Trieste, nuovi temporali fanno cadere alberi e rami in diversi punti della provincia, decine di tombini saltati, piogge fino a giovedì. Sgombero del Silos, il sindaco di Trieste di Piazza ha firmato l'ordinanza migranti via da lì entro 15 giorni, scortati dalle forze dell'ordine a Camposacro. Comunali a Grado, il candidato di centrosinistra Giuseppe Corbatto batte il centrodestra diviso e conquista la poltrona di sindaco. Il triestino Fulvio Sluga, ispettore capo della polizia locale in pensione, è il nuovo sindaco della località carnica di Fornia Voltri. Cantù vince gara 3 e rovina la festa al Pala Trieste, la rimonta dei biancorossi si ferma all'ultimo tiro, domani sera altro match point promozione in gara 4. Buonasera, bentrovati all'edizione serale del telegiornale di Tele4, ricerche per tutta la giornata per trovare il giovane marocchino disperso caduto in mare nei pressi del Molo IV del Portovecchio. L'allarme è scattato all'alba, il ragazzo era in compagnia di alcuni amici dopo una serata alcolica. Vediamo. Un festino notturno a base di alcol, finito in modo tragico. Un ventenne marocchino all'alba di oggi è precipitato in mare fra il Molo III e il Molo IV del Portovecchio. Poco dopo sono scattate le ricerche dei vigili del fuoco. L'episodio è avvenuto attorno alle 4. Il ragazzo si trovava in compagnia di una sua coetanea e altri giovani stranieri. È stata la stessa amica del ventenne, dopo aver assistito alla scena, a chiamare i soccorsi, mentre gli altri stranieri si sarebbero dileguati dopo l'incidente. In Portovecchio, tra gli spazi abbandonati, era in corso una festa con bevande alcoliche. Secondo quanto appreso, il cittadino di origine marocchina, probabilmente pesantemente alterato dall'alcol, si sarebbe tuffato in mare come bravata davanti agli amici. Poi però non è più riemerso. Dopo l'allarme sono arrivati i militari dell'operazione Strade Sicure e i vigili del fuoco con i sommozzatori. Una guardia giurata in servizio ha aperto le recinzioni per far passare i mezzi dei pompieri. Sul posto anche le forze dell'ordine e gli operatori della Capitaneria di Porto. Le ricerche in mare sono scattate subito ed è stato attivato anche l'elicottero della Protezione Civile. Sono scattate anche le ricerche di possibili testimoni. Secondo quanto emerge, i giovani stranieri con cui il ventenne si trovava sarebbero già noti alla polizia in quanto frequentatori dei magazzini abbandonati del Portovecchio. La ragazza che ha lanciato l'allarme è stata portata all'ospedale di Cattinara per le cure mediche a causa dell'abuso di alcol. Ora l'intervista a Christian, guardia giurata fra i primi ad intervenire per soccorrere il ragazzo che ha lanciato l'allarme dell'amico caduto in mare. Poi Christian ha lavorato insieme ai vigili del fuoco e militari dell'esercito per avviare le operazioni di ricerca. Christian, abbiamo seguito la drammatica vicenda che ha visto precipitare in mare un giovane ragazzo in Portovecchio. Lei era là come guardia giurata in servizio. Che cosa è successo in quei frangenti? Sì, io verso le 4:15 mi stavo dirigendo verso un sito da controllare. A quel punto ho trovato sulla strada un veicolo dell'esercito, precisamente un VM90, in maniera molto sospetta. Ho chiesto se serviva ausilio alla gente, il capomuta in questione, mi hanno detto di sì, mi sono fermato. In quel frangente è arrivata una ragazza urlando e il mio amico è caduto in mare, è morto, aiutatemi, è morto. Ci siamo diretti verso il luogo in cui il ragazzo si presume sia caduto. E a quel punto nel frangente sono arrivati anche i vigili del fuoco. Ho aperto la strada io alzando tutti i jersey per far passare la prima autopompa e ci siamo diretti sul luogo. Il suo contributo è stato fondamentale questa mattina, cioè lei è riuscito a coadiuvare proprio anche le operazioni insieme agli altri professionisti che sono arrivati spostando transenne, aprendo dei varchi veri e propri. Io ho dato una mano soprattutto ai vigili del fuoco anche a tenere la loro imbarcazione prima di assicurarla alle bitte per far immergere i sommozzatori, oltre, come ha detto lei, a spostare i jersey e a dare ausilio all'esercito che siamo intervenuti assieme. Sottolineeremo anche l'importanza del ruolo delle guardie giurate. Lei in prima persona è già stato protagonista di numerosi interventi. Sì, io come abbiamo parlato anche prima sono stato
l'artefice dell'arresto del Passer di un paio di anni fa in via Caboto. Ho soccorso varie ragazze di tentato stupro nella zona della stazione dei treni, questo evento che è successo questa notte. Le guardie giurate, io in quanto anche segretario regionale del sindacato ASGRI, aggregazione sindacale Guardie Riunite d'Italia, cerco in tutte le maniere di far emergere questa figura importantissima per tutta quanto il popolo, ma la società, diciamo, in genere. Non è, anche se è privato, comunque opera con titoli di polizia statali e quindi in ausilio alle forze di polizia, diciamo quelle regolari, statali. In conclusione possiamo dire che voi siete in prima linea. Noi siamo sempre in prima linea, ma non veniamo mai menzionati. A tal riguardo, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Trieste, sono proseguite per tutta la giornata, senza esito, le ricerche dell'uomo che questa notte si è tuffato in mare senza più riemergere nell'area tra i moli terzo e quarto di Trieste. Alle operazioni hanno partecipato Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, un elicottero della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. Ha imboccato contromano il viadotto del Rimedio che conduce alla Marina di Torre Grande, scontrandosi frontalmente contro un'altra auto che arrivava dal senso opposto, e di 4 feriti, tra i quali una bambina di 9 anni, tutti turisti triestini. Il bilancio dell'incidente stradale è avvenuto oggi a Oristano. Nello scontro i 4 hanno riportato ferite lievi, la più grave è la bimba, ricoverata in ospedale a Oristano con un trauma facciale e un dentino scheggiato. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi. Andiamo ora invece a Monfalcone. Una rete di spaccio di cocaina è stata smantellata proprio a Monfalcone dalla polizia, che ha arrestato complessivamente 7 persone, tra le quali i gestori domenicani di un locale del centro cittadino. Sentiamo Laura Buccarella. Una fitta rete di spaccio di droga, soprattutto cocaina, è stata smantellata a Monfalcone nel Goriziano dalla polizia isontina. Arrestate 7 persone, sequestrati quasi 300 grammi di cocaina a seguito di 11 perquisizioni. L'operazione, denominata Asterix, ha permesso di interrompere una significativa attività di spaccio attiva nel pieno centro cittadino di Monfalcone, con base presso la trattoria La Carrozza in via dell'Arena, a pochi metri dal Duomo, nonché di arrestare i principali autori e di individuare e bloccare i canali di rifornimento della droga proveniente anche da fuori regione, in particolare dal Veneto. Attorno al pubblico esercizio, aperto soltanto dalla fine della scorsa estate da una famiglia di origine dominicana, sono stati notati spesso movimenti sospetti da parte di persone dedite al consumo e allo spaccio. Ad accelerare le indagini c'è stata qualche giorno fa anche una rissa, nel corso della quale un avventore ha spaccato le vetrate usando una sedia. Le attività illecite avvenivano sia all'interno che nelle pertinenze del locale, non solo in presenza ma con la partecipazione dei gestori. Lo spaccio coinvolgeva altri luoghi cittadini in aree verdi e nel rione di Panzano, nonché nelle vicinanze degli stabilimenti industriali. Al termine dell'attività investigativa coordinata dalla Procura di Gorizia, il giudice per le indagini preliminari ha emesso provvedimenti di custodia cautelare a carico di 4 cittadini dominicani con età compresa tra 33 e 53 anni e residenti nei comuni di Udine, Romance e San Pier di Sonzo, nonché la misura dell'obbligo di dimora per un cittadino dominicano di 44 anni residente a Romance. Ulteriori 2 persone, cittadini italiani di 34 e 45 anni, erano state tratte in arresto in flagranza di reato lo scorso autunno. Un 42enne dominicano residente a Turriaco è stato sorpreso in possesso di 2 involucri per un peso complessivo di 220 grammi di cocaina ed è stato arrestato in flagranza. Sono state inoltre indagate in stato di libertà altre 5 persone. Il locale La Carrozza di via dell'Arena Monfalcone è stato chiuso per 90 giorni con provvedimento del questore. Torniamo a Trieste con un'ordinanza firmata dal sindaco. Nel giro di 15 giorni il silos sarà sgomberato, bonificato e sigillato. La decisione del sindaco di Piazza. Il silos di Trieste verrà sgomberato. La decisione è stata presa dal sindaco Roberto Di Piazza, che ha atteso la fine delle elezioni per emanare l'ordinanza che dispone lo sgombero dell'area, la bonifica e la chiusura del perimetro dell'ex magazzino al fine di non permettere più l'ingresso di migranti a senza tetto. Dopo il sopralluogo dello scorso 2 aprile del Dipartimento di Prevenzione della SUGI e la presa di coscienza, e non è una novità, delle condizioni fatiscenti dell'ex silos, soprattutto sotto il profilo igienico-sanitario, strutturale e di invivibilità per l'assenza di acqua corrente, elettricità e servizi igienici, nel giro di 15 giorni polizie e carabinieri entreranno nella struttura per far uscire gli occupanti per poi trasferirli altrove, probabilmente fuori città.
Quindi scatterà la bonifica. Infine Coop Alleanza 3.0 sarà tenuta a sigillare quel posto, onde evitare che la situazione si ripresenti ancora. Allora ho fatto questa ordinanza, d'accordo ovviamente con la prefettura, e adesso andremo entro 15 giorni a liberare, poi la proprietà metterà sotto il tutto e finalmente non avremo quel disastro con quelle associazioni che ogni sera li portano di tutto. C'è gente che viene da altre parti del paese a Trieste, allora gli diciamo ci sono i topi, ci sono il fango eccetera, invece questi arrivano perché queste associazioni ogni sera li portano di tutto di più. E poi arriva l'estate, adesso hai visto anche Lampedusa, 400 in un giorno, bisogna stare attenti e d'altra parte dovevo decidere questo perché non si poteva fare altrimenti. A Trieste però i flussi di migranti in arrivo dalla rotta balcanica non sembrano essere cessati, motivo che in qualche modo potrebbe minare questa attività di sgombero, pulizia e chiusura del silos. Di Piazza in tal senso guarda il campo scout di Camposacro come una soluzione, pur battendo sempre sul tasto delle ex caserme ormai dismesse. Gli attuali verranno portati via con le corriere e sistemati in altri posti dell'Italia, del paese. Quelli che arriveranno, naturalmente nel frattempo lavoreremo su al Camposacro e vedremo di fare le cose. Ho detto abbiamo 160 caserme vuote in Friuli, bastava prenderne 2, attrezzarle, gli davamo da mangiare, l'assistenza sanitaria e tutto quello che serviva ed era risolto il problema, ma non sempre lo Stato, non i governi, lo Stato non ti ascolta. Ancora disagi a Trieste per le piogge intense intermittenti di questi giorni. Il temporale di questa mattina ha causato ancora la caduta di rami e alberi e alcuni tamponamenti. Il maltempo dovrebbe accompagnarci ancora fino a giovedì, da venerdì sono previste schiarite. Ancora un forte temporale in mattinata, ancora centralini di polizia locale e vigili del fuoco presi d'assalto per segnalazioni di alberi e rami caduti sulla strada, ad esempio in Scala Santa e anche in Strada Nuova per Opicina, tombini saltati e qualche tamponamento causato dall'asfalto bagnato, come quelli accaduti in via Orlandini e sulla rotonda di Opicina. Un copione simile, appena più leggero rispetto a quello di ieri mattina, quando la bomba d'acqua caduta su Trieste ha trasformato le strade in fiumi, impegnando i vigili del fuoco in una 50ina di interventi. La possibilità di piogge e temporali anche forti rimarrà sulla nostra regione fino a giovedì, secondo quanto riferiscono i previsori dell'ARPA. Una seccatura atlantica che continua a far affluire aria umida e più fresca in quota, facendo quindi mantenere condizioni di instabilità che appunto già da vari giorni abbiamo sulla regione, che proseguiranno almeno fino al pomeriggio di giovedì, con rovesci e temporali sparsi un po' appunto su tutta la regione, tuttavia intermittenti. Non si esclude che alcuni di questi temporali possano ancora risultare localmente forti, associati a piogge appunto localmente un po' più intense. Per quanto riguarda il Carso e Trieste, invece in queste zone la probabilità di temporali forti sarà leggermente minore, per appunto l'afflusso di bora che inizierà a soffiare da oggi e continuerà anche nei prossimi giorni, bora che sarà moderata e che in parte quindi riuscirà a inibire la convezione, anche se non si esclude che localmente possano appunto esserci dei rovesci intensi. A partire da giovedì pomeriggio e poi sicuramente nella giornata di venerdì avremo un deciso miglioramento dello stato del cielo e delle condizioni decisamente più stabili. Quindi venerdì cielo sereno in generale o poco nuvoloso, una leggera risalita delle temperature. Per quanto riguarda invece sabato e domenica, la situazione rimane molto incerta dal punto di vista modellistico. Sembra che comunque resterà dell'instabilità pomeridiana. Fino a lunedì le temperature rimarranno al di sotto della media del periodo. Elezioni amministrative a Grado, il centrodestra diviso, perde la guida dell'Isola del Sole, il nuovo sindaco è Giuseppe Corbatto del centrosinistra. Dopo un testa a testa con Roberto Marini, il candidato del centro-sinistra Giuseppe Corbatto conquista nettamente il comune di Grado, sfondando la quota del 50%. Se lo aspettava? Allora, immodestamente sì. Dai contatti che avevo avuto con la popolazione durante i vari incontri avevo trovato un grande riscontro, quindi ero fiducioso che questo poi si sarebbe anche tradotto in voto. Naturalmente fino a quando questo non avviene rimani sempre un po' con il patema, però devo dire che la risposta del paese insomma, è stata veramente positiva, perché un cittadino su 2 ha votato per me, quindi adesso ho una grossa responsabilità.
Una grossa responsabilità, si mette subito al lavoro. Quali sono le prime cose che farà da sindaco? Già oggi ho preso contatto con la casa di riposo. Noi abbiamo grossi problemi con la gestione, adesso dovremmo dare delle risposte agli operatori, agli anziani ricoverati e verificare lo stato dell'arte della gestione per permettere una pacificazione, visto che si parla di problemi economici, ma non conoscendo lo stato dell'arte devo un attimino prendere in mano la situazione, poi cerchiamo di risolverla per il meglio. La squadra è quasi pronta, ci sta già lavorando? Allora, la squadra già dall'inizio avevo in mente una squadra, adesso la devo ancora verificare con disponibilità insomma, di un paio di pedine, però in linea di massima è pronta, se tutto va bene, settimana, massimo inizio della prossima settimana sarà pronta, sì. Frequente ama la Carnia da quando aveva 6 anni e ora è che è prossimo alla pensione il triestino Fulvio Sluga, ispettore capo della polizia locale, è stato eletto sindaco di Fornia Voltri. Il triestino Fulvio Sluga è il nuovo sindaco del piccolo comune della montagna Fornia Voltri. Come mai, da dove è nata la decisione di candidarsi a Fornia Voltri? Non è una cosa paracadutata dall'altro, sono oltre 30 anni che frequento quella località, la vivo e partecipo attivamente a quelle che sono le attività organizzative sportive, essendo poi peraltro un tecnico della Federazione Italiana Sport Invernali, ma diciamo che nella mia vita, dall'età di 6 anni, quelle montagne, comprese quelle di Sappada, sono il mio habitat naturale. Quali sono i programmi per Fornia Voltri, per lo sviluppo di questa piccola ma importante realtà che ha tante potenzialità, come diceva prima, e che intende portare avanti come sindaco? Ma certamente bisogna valorizzare di più quello che è l'apporto dell'industria turistica a un ambiente naturalistico meraviglioso, poco conosciuto e poco sfruttato. E quindi diciamo che lì c'è il Monte Coglians, la cima più alta delle Alpi Carniche. Si può pensare anche in futuro a una sorta di gemellaggio tra Trieste e Fornia Voltri? Ma tutto è possibile, diciamo che sono il secondo triestino a Fornia Voltri, perché il farmacista è di Trieste, il farmacista di Fornia Voltri, e una volta c'era il detto che il centro di un paese era farmacista, sindaco e maresciallo di carabinieri. Manca solo un maresciallo di carabinieri triestino che venga a operare alla stazione di Forni. La Pallacanestro Trieste ha perso in casa di misura 73-74 contro l'Acqua San Bernardo Cantù nella gara 3 di finale promozione davanti a quasi 7.000 persone. La serie ora è sul 2-1 per i biancorossi. Domani, mercoledì, il secondo match point casalingo per la formazione di Gemion Christian per riconquistare la Serie 1. E questa la serata delle grandi emozioni e la finale promozione. Gara 3 fra Pallacanestro Trieste e Pallacanestro Cantù, Acqua San Bernardo. Trieste vola, eccola la coreografia della curva nord che scopre la gallina con 2 teste, il simbolo della Trieste che vola. Si arresta Michele, va subito a colpire dalla lunga distanza. L'uscita dai blocchi di Reyes che non ci riceve, c'è Ruzier nell'angolo, Candussi, la tripla a bersaglio. Cosa succederà a livello di blocchi? Si alza Nikolic, fuori per Young, dentro ancora per Nikolic, la Bimane, grande azione. Leo Menalo, che in questa fase di partita è stato utilissimo nel cambiare Candussi e nel mettere una tripla. Reyes non ci pensa su un attimo. Trieste 12, Cantù 4. Il tentativo di anticipo di Filloi, 5 secondi. Nikolic deve prendersi il tiro, lo segna Nikolic. Ci si prende quel tiro senza badar troppo a arresto. Cesana, tripla a bersaglio, pareggio 20-20. Baldirossi contro Capitan De Angeli, vuole prendersi il tiro, 6 secondi, 5 secondi, svitamento, fa fatica a prendere il tiro, poi va in reverse. Cantù vuol giocarsela così, andando dentro e poi scaricando fuori, come ha fatto pregevolmente in questa occasione. E Cantù va sul più 10, va a servire ancora Ferrero, la tripla, la segna Ferrero, ma perché no? Ma perché no?
Bersaglio, Ruzier, il blocco di Vildera, va Ruzier fino in fondo, si prende il tiro rovesciato, lo sbaglia, Brooks, rimbalzo, recupera palla per terra, tripla di Ferrero, spazio aperto, una voragine, triplone di Giancarlo Ferrero mentre cade a terra sull'azione Moraschini e si fa male. Finisce così, in parità, dopo 2 quarti. Il blocco di Barnes, bene, Iki in penetrazione contro Reyes che prova ad alzare le mani. Iki, fino in fondo, canestro, Cantù vola. Iki a bersaglio, più 10 contro Brooks, fuori per Valdirossi, Reyes recupera palla, va in contropiede, prende la schiacciata che accende il Palatrieste. Ce la fa e va quasi libero in qualche modo, appoggia il vetro e scaglia un urlo, azione ragionata, doppio blocco, Valdirossi va in penetrazione contro Candussi, trova il Perdugio e segna, sì, spalle canestro, finta il tiro fuori da Candussi, Brooks è liberissimo, deve prenderla, Michele che va in penetrazione centrale, scarico per Vildera, prende il tiro, lo segna con l'aiuto del Ferro. Ancora meno 4 Trieste. Trieste se vuol fare qualcosa, questo è il momento. Reyes, 1 contro 1, tiro da 3 punti, Reyes canestro, segna Reyes, meno 3. Brooks, vede Reyes, vuol servirlo, non lo fa, c'è Ruzier da solo, esce dai blocchi Filloi, prova ad andare in penetrazione, Filloi nel traffico, il tiro, fuori equilibrio, Iki. Sbaglia il secondo, il pallone esce, non aiuta questo Trieste, non aiuta. Il pallone nelle mani di Trieste con 1 secondo e 3 decimi. Palla in mano Brooks, tiro dai 5 metri, lo sbaglia, si va a gara 4, Cantù vince gara 3, allunga la serie, si va a gara 4, mercoledì al Palatrieste. Questa sera alle 21.05 Tele4 trasmetterà gara 3 fra Pallacanestro Trieste e Cantù per chi avesse voglia di rivederla. Le interviste a bordo campo in sala stampa con i protagonisti della partita di ieri, finale promozione tra Trieste e Cantù. Vedete i giocatori tutti riuniti qua assieme per fare un po' un'analisi, un punto della situazione assieme, riuscire a capire del perché di questa sconfitta, ma comunque una prestazione durissima da sostenere. Cantù ha dato il meglio, lo stesso la Pallacanestro Trieste, adesso vanno sotto la curva con i tifosi a ringraziare anche per il supporto della squadra. È stata una partita durissima, avete davvero dato tutto, ci è mancato quel punticino in più. Cantù, anche loro indemoniati. Come sarà allora la prossima gara? Sarà una battaglia, lo sapevamo, siamo andati a un tiro per vincere, dobbiamo fare di più, dobbiamo essere più precisi nei dettagli. Cantù è una grande squadra, quindi sapevamo che avrebbe lottato, anche noi lo abbiamo fatto. Ci vediamo a gara 4. Un grande Cantù, ma anche una grande pallacanestro. Tu hai anche esaltato il pubblico, la spinta è sempre molto importante. Assolutamente, abbiamo fatto una grande partita, non è bastato, il pubblico è stato strepitoso, sappiamo che lo sarà altrettanto anche fra 2 giorni, quindi ci vediamo a gara 4. La fiducia nostra è derivata, quantomeno mia e del mio staff tecnico, è derivata dal fatto che Trieste a metà partita aveva una media, come sempre ha tenuto in questa serie, incredibile da 3 punti, eppure eravamo pari, non eravamo sotto in casa loro. Questo ci ha fatto capire che se quantomeno sarebbero diventati un pochettino umani nelle medie al tiro avremmo potuto far nostra questa partita. Così è stato, hanno segnato tanto, un paio di bombe le hanno sbagliate. Devo dire che c'è molto del nostro nei loro errori, perché abbiamo provato a contestare ogni cosa che fosse contestabile e ci ha detto bene, però insomma adesso questa è archiviata e vogliamo dare battaglia e spero per il pubblico che sarà un bello spettacolo come stasera. Cantu, tremendous credit on their game plan tonight. They finished the game with 13 offensive rebounds. They turned us over 18 times. It's hard to win any game at a championship level when you turn it over and don't rebound it. Tantissimo credito a Cantù per la partita di stasera, per il game plan con cui si sono presentati in campo. Hanno preso 13 rimbalzi offensivi, ci hanno forzato 18 palle perse. È difficilissimo vincere qualsiasi partita a livello di finali con questi numeri.
really looking forward to solving the challenge of what they did tonight. Quindi non vediamo l'ora di cercare di risolvere i problemi che ci hanno messo davanti questa sera e farlo il più presto possibile. I don't know if it was too much pressure. Non so se fosse troppa pressione. I thought Cantu played extremely physical. Penso che Cantu abbia giocato con estrema fisicità questa sera. You know, for us to get to the line 22 times in a physical game like that is really unique. Per noi a riuscire ad andare in lunetta 22 volte in una partita con questa fisicità è stato veramente particolare, unico. I thought their physicality affected us on our cuts and affected us on the backboards. Penso che la loro fisicità ci abbia messo in difficoltà sui nostri tagli e sui tagli backdoor che abbiamo concesso. Yeah, I mean, we didn't expect today to be easy. We came out and we fought. So tomorrow we just, start as if it's day one, and then we go to the next game, fresh minds, and adjust some things. Okay. Sapevamo che oggi sarebbe stato difficile, quindi domani andiamo in palestra come se fosse il primo giorno. Sappiamo che sarà difficile, cerchiamo di aggiustare alcune cose e ci possiamo trovare pronti mercoledì. We'll make adjustments and then try to take care of the series on Thursday. Faremo gli aggiustamenti necessari e cercheremo di chiudere la serie mercoledì. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco con altri servizi. Riprendiamo il telegiornale esteso all'Isontino, il numero verde per i casi non urgenti. Sentiamo il servizio di Gianluca Paladin. Da lunedì 10 giugno è operativo il servizio dedicato all'attivazione di cure mediche per le situazioni non urgenti anche per l'area isontina. Rispetto al servizio offerto fino ad ora, grazie al numero unico gratuito 800 614 302, tutti i pazienti che necessitano di un aiuto verranno presi in carico e riceveranno una risposta rapida. A rispondere alle chiamate c'è uno staff di infermieri aziendali ad alta professionalità, esperti nell'identificazione dei problemi di salute e in grado di attivare i servizi per garantire la risposta migliore e la continuità assistenziale a tutte le richieste non urgenti. Nel caso il personale si accorga che il caso presentato abbia criticità importanti, saranno gli stessi operatori del numero unico a mettersi in contatto con la sala operativa regionale sanitaria per attivare i soccorsi di emergenza, agendo in maniera ancora più tempestiva. Questo è un dispositivo che viene esteso anche nell'area isontina. Da circa 7 anni è impiegato nell'area giuliana. È un numero verde aperto H24 al quale rispondono degli infermieri qualificati che possono indirizzare per le non urgenze e emergenze il cittadino, sempre e comunque. In ogni caso questo numero prevede anche la possibilità della registrazione e quindi rimane traccia di qualsiasi momento in cui il cittadino ha interloquito con l'elemento sanitario. Il numero 800 614 302 è attivo tutti i giorni dell'anno, nei giorni feriali dalle 20 alle 8, nelle giornate prefestive dalle 10 alle 20 e dalle 20 alle 8, nei giorni festivi dalle 8 alle 20 e dalle 20 alle 8. Le chiamate possono essere effettuate solo dal telefono fisso e mobile italiano, no tramite SIM o linee fisse straniere. Nella fascia di servizio della Guardia Medica, ex Guardia Medica, notturna, prefestiva e festiva, c'è una presa in carico immediata della richiesta che poi verrà smistata alla postazione di Guardia Medica competente. Questo è un vantaggio perché nel sistema precedente la Guardia Medica aveva diverse localizzazioni, il medico poteva essere in visita, poteva essere al telefono e quindi il cittadino non aveva una risposta immediata. In più il sistema è collegato direttamente con la Sores, quindi in caso che la richiesta venga valutata come urgente e non come non urgente c'è un passaggio diretto del caso al sistema dell'emergenza-urgenza regionale. I dati del sondaggio fotografano una realtà in base alla quale il 29% dei lavoratori del Friuli Venezia Giulia è un caregiver e di questi solo 3 su 10 utilizzano la legge 104. Tutto ciò si ripercuote nel percorso professionale in termini di avanzamenti di carriera, di carichi di lavoro, dello sviluppo del part-time involontario con delle future ripercussioni sull'importo pensionistico individuale. Alla gestione di queste situazioni, in una prospettiva in cui i caregiver saranno destinati a diminuire, visto l'andamento demografico, bisogna dare risposte attraverso innovativi strumenti di welfare e con la creazione di nuove figure professionali. Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen nel corso della presentazione dei risultati del sondaggio avente per oggetto i lavoratori del Friuli Venezia Giulia, i loro fabbisogni formativi e i contributi welfare aziendale in relazione anche al ruolo di caregiver.
Dal prossimo settembre gli spettacoli dell'Armonia si svolgeranno al Teatro Basaglia del Parco di San Giovanni, così come la rassegna Restate in Armonia, presentata questa mattina a Palazzo Gopčević. La 40ª stagione del teatro in dialetto triestino, in ripartenza a settembre, si svolgerà nel Teatrino Basaglia all'interno del Parco di San Giovanni e non più nel Teatro Silvio Pellico di Via Ananian. Questa novità, che coinvolge appieno l'Armonia, è stata illustrata questa mattina nel corso della presentazione di Restate in Armonia 2024, la rassegna estiva che sarà in scena dal 22 giugno al 17 agosto direttamente nella nuova sede di San Giovanni. Quest'anno al Teatrino Basaglia dell'ex OPP riprendiamo quasi tutto il cartellone dell'Armonia di quest'anno e dunque un'occasione per chi non ci ha visto di venire a vederci o a rivederci. Fondamentalmente il cartellone si ripete perché è proprio l'opportunità di dare a tante persone la possibilità di venire a vedere le nostre commedie, quelli che non sono potuti venire quest'inverno a teatro. È una formula che negli ultimi anni ha dato veramente dei risultati ottimi, di grande soddisfazione. Come è andato l'inverno invece? Molto bene perché abbiamo iniziato abbastanza bene, però la progressione durante tutta la stagione è stata veramente importante e abbiamo raggiunto i risultati quasi del pre-pandemia, dunque un'ottima annata. 9 le commedie provenienti dal cartellone della 39ª stagione degli spettacoli in dialetto. Mamma mia, che pupoli, Sai frottole ma niente frittole, vengerà anche Richard Gere, a Trieste nel 1908, e il Destinse nella man, le stelle sta a vardar, tic tic tega, che scandalo, Chino Gabori che tocca fal pal. L'estate di Trieste non può che arricchirsi anche dell'esperienza teatrale dell'Armonia. È sicuramente un modo per rimanere legati anche alle nostre tradizioni, ma l'alta qualità degli spettacoli offerti direi che può essere interessante anche per chi arriva a Trieste e vuole conoscere anche gli aspetti linguistici della nostra città, che fanno parte della nostra storia e sicuramente del nostro essere più profondo. Inaugurato questa mattina a Muggia l'ex Infopoint di Caliterna, destinato a diventare il centro intermodale per l'accoglienza dei turisti. Laura Bucarella. Un cantiere da oltre 160.000 euro finanziato dal Comune di Muggia dopo i 40.000 euro già spesi per la messa in sicurezza della copertura. È stato inaugurato questa mattina a Muggia l'ex Infopoint di Caliterna, a conclusione di un intervento di ristrutturazione che ha riguardato soprattutto la parte esterna. Nell'opera è stata compresa anche la terrazza verso il mare, distrutta dalle mareggiate dello scorso autunno e rifatta completamente. La struttura dovrà essere punto nevralgico di intermodalità tra vetture, bici e traghetto per Trieste, che in futuro dovrà attraccare proprio al molo di Caliterna. Abbiamo affidato gli ultimi lavori di ristrutturazione della parte esterna, dove si è ricoperto tutto con acciaio zincato, quindi brunito, no? Con questo colore che comunque riprende lo stesso colore di prima, e in più abbiamo ricoperto anche tutte le facciate e le colonne con la pietra, il nostro Masegno, la pietra arenaria di Muggia, quindi l'effetto sicuramente è molto meglio di prima era comunque una struttura decadente, e quindi stiamo mettendo mano a questo angolo che dovrà essere il vero centro intermodale di Muggia, nel momento in cui avremo la possibilità con altri investimenti, di far attraccare il Delfino Verde qui, perché qui dovrà essere il centro veramente di scambio tra traghetto, bicicletta e autovetture, quindi da lì continueremo con questi lavori, questi investimenti per rendere Caliterna un posto per l'accoglienza turistica. Sempre a Muggia è presentato questa mattina l'accordo di fusione tra le società calcistiche Zaule e Muggia 2020. L'accordo tra lo Zaule e il Muggia 2020 rappresenta un importantissimo punto di arrivo, ma anche di partenza per quanto riguarda lo sport a Muggia e il calcio in particolare. Rappresenta un punto di arrivo perché dà il senso ancora più compiuto a quell'operazione che abbiamo fatto per dare la gestione dei due stadi, quello di Aquilinea e quello di Muggia, a un unico soggetto, e questo ha fatto sì che queste due società si mettessero insieme in un'associazione temporanea di imprese per gestire un impianto unico con delle sinergie, ovviamente delle economie di scala e una possibilità di programmazione
molto più ampia di quella che era prima. Il fatto che si siano unite dà un senso ancora più compiuto, perché si mettono in piedi per Muggia, per lo sport di Muggia, delle sinergie ancora più forti che porteranno presumibilmente a dei risultati molto più grandi e alti per quanto riguarda il calcio di tutto il territorio comunale. Un punto di partenza, perché da adesso in poi ovviamente devono cominciare a pensare come un unico soggetto, come un'unica forza, e quindi il fatto di andare dal settore giovanile fino alla prima squadra con un'altra mentalità, con una mentalità più professionale, se vogliamo, che porterà anche a risultati più soddisfacenti, sicuramente è un punto di forza per tutto lo sport di Muggia e il calcio in particolare. Era l'ultimo servizio del nostro telegiornale, ma dopo la pubblicità torneremo in compagnia del vice direttore Ferdinando Avarino per gli approfondimenti legati all'attualità. Tra poco. Ben ritrovati con Tele4, diamo la buonasera al vice direttore Ferdinando Avarino di Tele4 di tutto il gruppo Media Nord-Est, ben trovato. Buonasera a tutti. Europee, abbiamo sviscerato dati, numeri, percentuali, ormai molti li conoscono a memoria, più che andare a riguardare proprio i pesi numerici. Ferdinando, mi viene da chiedere che peso politico hanno dato queste europee, non tanto in Europa dove si stanno creando le coalizioni, quanto in Italia. Guardiamo nel nostro paese come anche banco di prova del mandato di Giorgia Meloni. Beh, guarda, in realtà il peso politico è enorme proprio in Europa. Poi in Italia hanno un effetto stabilizzante, come lo vogliamo definire. Di certo un effetto stabilizzante su molti fronti, anche se bisognerà vedere poi la magra soddisfazione di Salvini, che è vero che rispetto alle politiche di 2 anni fa un poco cresce, non sui territori ma sul fronte nazionale, ma comunque è lì, ma ha lo shock di essere superato da Forza Italia sul fronte nazionale. Hanno un effetto enorme anche a livello nazionale, perché Giorgia Meloni consolida e accresce la propria leadership, anche se è vero che l'altra vincitrice, che è Elly Schlein, accresce la quota percentuale del Partito Democratico a livello nazionale e si avvicina a Fratelli d'Italia, ma a discapito del Movimento 5 Stelle, con il quale pensano e credono di poter ricostruire un campo largo che deve necessariamente includere anche Alleanza Verdi-Sinistra, che ha in Italia un risultato tra i più brillanti, perché si inserisce pesantemente questo accordo tra i Verdi e la sinistra italiana nel dibattito pubblico. Dicevo invece che ha un risultato enorme sul fronte europeo, perché se il PPE si conferma come da larghe previsioni il primo partito in Europa, poi ci sono i socialisti e quindi gli equilibri poco, ma l'abbiamo detto per tutto il pre-campagna elettorale, sarebbero cambiati, a meno di grandi sorprese, ma insomma non c'è un'alleanza alternativa a quella che prevede il Partito Popolare e i socialisti ancora una volta insieme. E il risultato vero è la leader che può guidare realmente l'Europa oggi è Giorgia Meloni, perché Macron è pesantemente indebolito, tanto che nell'arco di poche ore, con un comunicato via televisioni in Francia, annuncia lo scioglimento del Parlamento e nuove elezioni immediate. Oggi dice che anche se perderà queste elezioni comunque lui non si dimetterà da Presidente della Repubblica francese. Scholz ne esce con le ossa rotte in Germania, e quindi l'unica vera forte leader in Europa è Giorgia Meloni, che governa e accresce il suo consenso. Anche Sanchez, insomma, in Spagna non è che brilli, ma tiene, però questo è il vero dato importante, e quindi la potrà cambiare questa Europa, come dice di voler cambiare o di essere
al lavoro per cambiare l'Italia. Questo è da vedere, perché sapete che ci sono molte cose che ricadono dalle decisioni europee su tutti gli stati, perché poi è lì davvero che si decidono il futuro dei singoli paesi membri. E quindi questo è il dato fondamentale. Di certo, dicevo, dà ulteriore stabilità questo voto, dà anche linfa all'opposizione, segnatamente al Partito Democratico, non certo alle altre forze. C'è un buon risultato, come detto già, di Alleanza Verdi Sinistra. Poi c'è anche tutto il nodo delle preferenze, che devo dirti un po' ha stupito tutti noi nella lunga notte il giorno dopo dei commenti dei risultati. Tra l'altro devo ringraziare anche i telespettatori di Tele4, perché la nostra maratona di domenica sera è stata la trasmissione più seguita tra i talk show del nostro territorio, cioè il più seguito, quindi quella di Antena 3 e Tele4, e con grande attenzione del nostro pubblico. Però tutti noi dicevamo, ci aspettavamo forse un risultato diverso del generale Vannacci a queste latitudini. Invece ha smentito un po' tutti quanti, perché oltre a salvare la Lega, come abbiamo detto e hanno già detto tutti più analisi, credevamo che avrebbe ottenuto un risultato minore. Invece, quando Zaia dice noi abbiamo i nostri candidati del Veneto, voteremo quelli, Federica aveva già detto esattamente la stessa identica cosa, invece molti, e avete visto, hanno scelto il generale Vannacci, che viene battuto in alcune zone, in particolar modo Treviso, da alcuni candidati trevigiani, Alessandro Manera, ma soprattutto in Friuli Venezia Giulia viene doppiato da Anna Maria Cisint, e questo quindi è un dato veramente di territorio che dice molto. Poi è chiaro che nella circoscrizione, nel collegio intero, è il più votato della Lega, però insomma ci sono alcuni aspetti molto interessanti che, se andiamo a leggere, vedere le percentuali e soprattutto le preferenze, significative. Poi, ma l'abbiamo già raccontato, un ottimo risultato di Ciriani, che ha fatto una campagna totalmente fuori dalle televisioni, ha fatto una campagna per esempio molto sul territorio, fatta molto di incontri. È chiaro che comunque ha raccolto le preferenze che da sindaco di fatto ha confermato, perché è sindaco di Pordenone, quindi ha una stima notevole tra i suoi elettori, e fa un risultato di assoluto rilievo anche al confronto dei candidati di Fratelli d'Italia di regioni ben più popolose come il vicino Veneto, perché è arrivato a quasi un passo da Sergio Berlato, che è storicamente ormai da 20 anni un recordman di preferenze, che ha un risultato nettamente inferiore rispetto al passato, ma ha un suo zoccolo duro, quello fatto dei cacciatori. E insomma, tante volte abbiamo raccontato, incontrato anche nei nostri studi l'europarlamentare Sergio Berlato. Poi dobbiamo aggiungere che chiamiamola outsider, perché poi ai nostri territori, e soprattutto Trieste, è molto conosciuta Sandra Savino, ma non lo era nel resto del territorio, perché poi è assessore a Trieste, è un politico anomalo, perché non si fa vedere in televisione. Tutti noi sappiamo quanto è difficile avere Sandra Savino ospite, perché ama più chiudersi nelle stanze, studiare i dossier e amministrare anche da Roma nel suo ruolo di sottosegretario. Insomma, quante volte ci fa impazzire, vorremmo averla ospite per discutere di temi concreti di cui si occupa. Ebbene, nonostante il suo carattere di pura amministratrice, Sandra Savino è riuscita ad avere 11.000 preferenze. Questo, guardate, che è un risultato non da poco, perché in un partito che ha un risultato nettamente inferiore, per esempio, a quello di Anna Maria Cisint, ma è evidentemente un traino enorme. E questo è il risultato ottimo che fa Antonio Tajani, il risultato ottimo che fa Flavio Tosi, ma sappiamo che i due hanno già dichiarato che non andranno in Europa, erano essenzialmente portabandiera, diciamo. Esatto, delle candidature bandiera di uomini chiave, perché Flavio Tosi è il Sandra Savino del Veneto, cioè il coordinatore del Veneto
di Forza Italia, e Sandra Savino in questo ruolo per il Friuli-Venezia Giulia raccoglie quasi 11.000 preferenze, ha una manciata di voti da 11.000 preferenze, ed è un risultato, come dicevamo, notevole. Questo è un po' il quadro, e poi senza citare i recordman Bonaccini, ma ampiamente annunciato ovviamente, poi c'è Alessandra Moretti, europarlamentare del nostro collegio del PD, che fa un risultato eccellente perché ha più di 80.000 preferenze, insomma, ed è una europarlamentare confermata. Quindi questi sono un po' i dati, senza dimenticare l'ultimo, che è quello dell'affluenza sotto il 50, che è stato un po' uno shock per tutti noi. Non è andata magari meglio anche in altri paesi, di sicuro è andata peggio nelle regioni del sud del nostro paese, e questo è anche un segnale, perché purtroppo molti non si sono resi conto come queste elezioni fossero dirimenti davvero per il futuro dell'Europa in un momento di forte crisi come quella che stiamo vivendo qua, dove Macron pensava di portare di sicuro la Francia, ma in alcuni casi pensava di parlare a nome di tutta l'Europa anche sul fronte della guerra. Ecco, una lezione l'ha presa da queste elezioni, forse ci vuole molta più diplomazia rispetto a mostrare dei muscoli che evidentemente non si hanno. Ferdinando, dobbiamo chiudere, grazie per questa analisi, buona serata e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a tutti. Buona serata a tutti i telespettatori che ci hanno seguiti, buona serata, arrivederci.